Allora ragazzi, qui dobbiamo parlare, perché si ride, si scherza, ma c'è un limite a tutto. Va bene, questa cosa dell'intelligenza artificiale è molto divertente, lo sapete che lo zio ci sta, però ci vuole un po' di coscienza. Ad esempio, guardate qua. Sì, lo so che fa ridere, sono in mezzo all'oceano, ma non so se vi rendete conto, squali, meduse, caravelle portoghesi. Ah, non vi dicono niente? Il paracadute. Sì, ho grande ammirazione, ma io abito a pian terreno e soffro di vertigini. Vabbè, il leone ci sta, sono nato ad agosto, grazie dell'omaggio, però mi sembra un po' troppo. E poi in cima ad un vulcano col caldo che fa, in una cantina squallida, no, la tomba di Tutankhamon dicono che portigliella. Allora facciamo così, se proprio con questa AI dovete mettermi ovunque, almeno mettetemi in un posto bello. Mettetemi in Friuli Venezia Giulia, a Sella Nevea, nel cuore delle Alpi Giulie, la meta ideale per chi ama la montagna. E puoi andare con le ciaspole. E voilà, il castello di Miramare al tramonto. Ma guardate che colori, che spettacolo, una vera perla in tutte le stagioni. Sì, lo so che è il castello dell'Ottocento, ma a me piaceva l'armatura medievale. Ma siete pignoli, eh? Boom! La laguna di Marano, per chi ama la pace, la tranquillità, i binocoli. Sì, sì, faccio il birdwatching. Sapete che cos'è? Ma che ve lo dico a fare? Ah, ed eccomi in piazza, a Trieste. Momento aperitivo, un buon Montasio, il prosciutto di San Daniele e vini che non vi dico, roba dell'altro mondo, anzi, di questo mondo, il mondo che c'è in Friuli Venezia Giulia. Ma quasi quasi, sapete che vi dico? Voi continuate pure con la I, per tutti gli altri, si viodin lì. Ho detto bene?